È un'occasione storica per i cittadini veneti. Lo ripetono più volte i promotori del referendum per l'indipendenza del Veneto. La consultazione di marzo segna una pagina storica per la nostra regione, perché che vincano i sì o i no, sottolineano, è la prima volta che i veneti potranno dire la loro su questo tema. Un primo confronto tra il comitato del sì e quello del no, entrambi tengono ad evidenziare senza colori politici, c'è stato in occasione dell'ufficializzazione del referendum. Da un lato le ragioni di chi vede nell'autonomia della nostra regione l'unica soluzione per uscire dalla crisi. Come unica soluzione hanno il riacquisto della nostra indipendenza e la possibilità di recitare un ruolo da protagonisti in Europa e nel mondo grazie finalmente al recupero delle nostre risorse economiche. Sulla sponda opposta chi vede l'indipendenza come un fatto antistorico, un passo indietro, spiega Pietro Piccinetti, presidente del comitato del no. Secondo noi è antistorico avere un'Europa delle regioni, quando oggi si dovrebbe avere un'Europa delle nazioni più forte. Noi vogliamo comunque cambiare, ma all'interno di un'Italia più forte in Europa. Sul sito plebiscito.eu vi saranno tutte le indicazioni per il voto che, altra novità del referendum, sarà fatto solo per via telematica. Dal 16 al 21 marzo, collegandosi a questo sito, si potrà esprimere la propria opinione. In alternativa si potrà votare anche con le app su smartphone o per via telefonica. Il referendum è preceduto dai risultati di un sondaggio realizzato dall'Istituto di Ricerche XE. Alla fine emerge che il 64% degli intervistati sostiene che il Veneto avrebbe la forza e le capacità per vivere come indipendente, mentre il 58% afferma che in caso di referendum andrebbe sicuramente a votare, il che fa presumere che sarà alta l'affluenza al voto. C'è poi un altro dato che fa riflettere. L'idea che ci possa essere uno smottamento, no, del Veneto rispetto allo Stato unitario non viene considerata irrealistica. Cioè oltre il 43, mi pare, per cento dei veneti ritiene che è un percorso che si può fare. In caso di vittoria dei sì, 10 plenipotenziari eletti in occasione del referendum porteranno avanti il percorso di indipendenza. Verrà fatta istituita una fase costituente che possa permetterci di entrare nel nuovo status di Repubblica Veneta in perfetta continuità e diciamo senza alcuna problematica.